Buongiorno e benvenuti a 7 in punto, buongiorno al nostro primo ospite, do il benvenuto a Manuela Lanzarin, assessore alle politiche sociali della Regione Veneto, ma anche ai flussi migratori e all'edilizia pubblica. Residenziale pubblico, buongiorno. Entriamo subito nel vivo della conversazione, questo termine sociale, da quello che si legge nei giornali, il refrain di questi giorni, proprio anche in vista della discussione della riforma sanitaria in Consiglio regionale, ma anche in vista proprio di alcuni tagli alla spesa generale, qualcuno dice il sociale sarà il settore che risentirà maggiormente sia di alcuni accantonamenti per un fondo e quindi di tagli, sia anche di conseguenza la riforma sanitaria. Lei in qualità di assessore alle politiche sociali come respinge queste evidenziazioni? Ma sicuramente il settore dei servizi sociali è un settore molto delicato, molto fragile, molto vulnerabile, arrivano un po' tutte le problematiche legate alle situazioni più svariate, cioè va dai minori, dai bambini, gli asili nidi, ai giovani, agli anziani, ai disabili, alla famiglia nel complesso, quindi insomma tocca molti settori e molte categorie, appunto delle categorie di persone, tutte con problemi diversi, per non parlare poi del problema legato all'emergenza abitativa, ma anche alle povertà, all'inclusione sociale e quant'altro. E quindi è un settore nevralgico, importante, sotto la lente di ingrandimento, e credo che sia necessario porre sempre più l'accento sul sociale. Noi abbiamo un sistema sociosanitario importante, forte in Veneto, ricordiamolo che il Veneto appunto è stata una delle prime regioni, poi ci hanno un po' copiato tutte le altre regioni, che ha introdotto il sistema di integrazione sociosanitaria, quindi il sanitario assieme al sociale, e quindi una formula che vede appunto anche il sociale territoriale tramite i comuni, le conferenze dei sindaci eccetera, avere un peso molto importante, quello derivato poi da quelle che sono appunto anche le progettualità regionali, i fondi regionali e nazionali del Fondo Nazionale, che danno delle risposte poi capillari e puntuali alle varie necessità. E proprio su questi servizi territoriali, mi scusi se la interrompo, che pongono l'accento e il timore che questo sistema, che effettivamente è stato anche esportato in altre regioni, alla luce di questi due elementi, la riforma sanitaria quindi, i tagli, possano essere in qualche modo ridimensionati. Ad esempio, se penso all'azienda Zero, che è questa azienda che dovrebbe gestire poi le altre aziende una volta accorpate, e anche in questa luce dell'azienda Zero, per esempio, ci sono tutti i sindaci, almeno così si dice, che insomma hanno qualche obiezione da fare. Allora, è un passaggio ancora da fare, la discussione, il coordinamento, siamo ancora in fase iniziale, per cui c'è un progetto che dovete ancora svelare come maggioranza, ovviamente nel dibattito, nella discussione, o effettivamente c'è l'ipotesi oggettiva che, essendoci un taglio di risorse, ci possano essere delle situazioni che vengano in qualche modo riviste? Sgomberiamo subito il campo. Per quanto riguarda la riforma dell'azienda Zero, la cosiddetta azienda Zero, il nuovo ridimensionamento delle USL, quindi la riduzione delle USL a livello provinciale e quant'altro, tutta la partita legata al sociale, quindi il famoso sistema di integrazione sociosanitario, non subirà grosse modifiche. Stiamo cercando effettivamente di trovare la formulazione migliore per garantire appunto quel presidio sociale, sia a livello di USL provinciali ma poi anche a livello di distretti territoriali, proprio perché la necessità ma anche le esigenze che ci sono state poste e che abbiamo quindi condiviso è quello che effettivamente in ambito territoriale c'è bisogno di un coordinamento, di un maggiore radicamento, perché effettivamente i sindaci, le conferenze dei sindaci si occupano molto di sociale, di integrazione sociale, di politiche sociali, quindi la necessità di mantenere e rafforzare anche questo sistema, quindi questa cosa è in fase di studio ma verrà mantenuta e anche ridistribuita in base a quella che sarà la nuova suddivisione. È vero che sarà eliminata la figura del direttore sociale?
questa è un'altra cosa che è inserita nel testo che è stato depositato nell'azienda Zero, però è una cosa insomma, su cui si sta già discutendo e lavorando, perché si ritiene che insomma, questa sia una figura importante, una figura insomma, che crei il collegamento, quindi si sta cercando di trovare quelle soluzioni, ma quegli accorgimenti per garantire comunque una continuità in questo settore. Come ha trovato il settore dei servizi sociali? Allora, mi viene un po' da sorridere perché ho trovato un settore un po', insomma sappiamo gli ultimi avvenimenti, quelli che sono stati, ma anche che diciamo con il passaggio di assessori è stato un po' un referato un po' vagante, insomma, quindi non ha avuto una guida per un po' di tempo, e per cui insomma diciamo che alcune politiche si sono un po' perse per strada, insomma, quindi non c'è stata una continuità anche nella programmazione. Io fin da subito, appena appunto, ho avuto l'incarico di assessore ai servizi sociali, ho cercato di recuperare un po', non tanto il tempo perduto, perché appunto sarà soprattutto la programmazione 2016 che permetterà anche di programmare, di definire, di pianificare, di mettere in cantiere le migliori buone pratiche, le progettualità e quant'altro, però il mio intento per lo più, soprattutto nei primi mesi, è stato quello dell'incontro, il confronto, l'ascolto, perché poi il mondo del sociale è un mondo composto da tantissime categorie, tantissime persone, da tantissimi attori che partecipano, ognuno per il proprio ruolo appunto al sociale, a quella che è la vita quotidiana, insomma. Lei ha sottolineato prima come si tratti di un assessorato che affronta varie problematiche, dall'asilo nido, e sappiamo benissimo, basta essere mamma, quali sono le liste d'attesa per gli asili nido comunali, che grande apporto diano gli asili nido privati. Sappiamo che c'è la questione della disabilità, la questione degli anziani, la popolazione invecchia, e poi ci sono due elementi che si sono inseriti di prepotenza, che è la situazione economica, che quindi ha fatto finire nella fascia dell'assistenza sociale probabilmente una buona fetta di popolazione che prima se la cavava da sola, e poi abbiamo anche comunque gli immigrati che hanno perso il posto di lavoro, e anche gli immigrati che arrivano. Probabilmente quelli che arrivano sono gestiti direttamente dallo Stato, parlo come attraverso le cooperative e il finanziamento, e quelli non incidono magari nelle politiche sociali, creando spesso magari il paradosso che chi era già qui ha delle problematiche che hanno una risoluzione a lungo tempo, e magari chi arriva, i nuovi arrivati, hanno una collocazione immediata, visto che lei ha anche il referato della residenza pubblica. No, diciamo che sono due settori completamente diversi, infatti la presa di posizione, ma diciamo un po' quello che la Regione Veneto sta continuando a dire nei vari ambiti, nei vari tavoli, è quello che non è pensabile che si continui appunto con questa emergenza, insomma, perché è un'emergenza che non dà una risposta, nel senso che sappiamo questi arrivano, vengono collocati in delle situazioni a volte anche poco consone, che creano problemi, pensiamo a Eraclea, Cona, a Treviso, quello che è successo a Quinto, eccetera, quindi con delle problematiche molto forti anche appunto di convivenza, ma anche di relazione col tessuto abitativo del posto, però poi c'è il problema che queste persone poi comunque rimangono qui senza nessuna prospettiva di lavoro, perché purtroppo sappiamo com'è la situazione economico-finanziaria, quindi non c'è assolutamente la possibilità di dare un futuro a queste persone, senza contare che i dati ci dicono che su 17-18 mila arrivi in Veneto, di cui 7.000 e qualcosa quelli censiti nelle strutture, quindi appunto che sono all'interno delle strutture oppure seguiti dalla cooperativa, gli altri sono spariti, quindi vuol dire che non abbiamo neanche cognizione di dove sono. Per carità, è vero che molti arrivano per poi andare in Germania e in altri posti, però sappiamo poi quando uno è disperato cosa può succedere. Quindi cioè, la nostra posizione è quella: se siamo in difficoltà con le nostre persone, i nostri cittadini, penso ai giovani come ai cinquantenni e ai 55enni che non hanno lavoro, che è un grossissimo problema anche da un punto di vista di dignità proprio di soggetti personali, penso agli immigrati regolari, ce ne sono tantissimi, quelli che hanno perso il posto che di lavoro, sono qui, che ormai si sono formati una famiglia, sono anche entrati nel contesto, hanno anche
usufruito e continuano a usufruire anche delle politiche di integrazione, perché il Veneto comunque fa politiche di integrazione attive presso le scuole, con le strutture, con le associazioni, proprio quando c'è un contesto di regolarità. Quindi è chiaro che noi continuiamo a dire non ci può essere spazio per tutti, perché altrimenti poi diventa una problematica sociale, di emergenza sociale, che non può trovare una risposta, vista anche la limitatezza delle risorse. Parlando proprio di priorità che lei ha trovato in Veneto, priorità, gli anziani piuttosto che i bambini, piuttosto che le persone che hanno bisogno di una casa? Allora, le priorità io credo sono diverse, sicuramente le priorità vanno in popolazione anziana, noi abbiamo una popolazione che diventa sempre più anziana. Con necessità diverse, con bisogni diversi, quindi anche la necessità di accompagnarli un po' a quella che è appunto il mondo della vecchiaia, probabilmente con strumenti anche diversi rispetto a quelli che c'erano 10 anni fa. Si parla molto di domiciliarità e noi stiamo molto insistendo sulla domiciliarità, perché riteniamo che, oltre a essere anche un risparmio collettivo, il pensare che un anziano possa rimanere nel contesto familiare più a lungo possibile è anche sicuramente una qualità di vita migliore per la persona, quindi poter rimanere in un contesto familiare, ma deve avere i presupposti per poter rimanere in un contesto familiare, essere seguito e quindi avere anche quell'assistenza. Oggi la domiciliarità però è l'anziano con la badante, poi il sistema delle badanti, io credo che sia un sistema che in qualche modo faccia acqua e tutti più o meno abbiamo questa esperienza personale. È un sistema che ha funzionato in un momento in cui c'era grande necessità, di tampone, possiamo chiamarlo di tampone. Io credo che adesso dovremmo invertire la rotta, perché credo che adesso ci possono essere anche i presupposti perché le figure del badante siano anche i familiari, chiaramente con una remunerazione congrua che permetta di poter rimanere a casa e di accudire il proprio familiare, il proprio parente, e credo che sarebbe il contesto migliore per tutti. E trovare comunque un sistema per cui ci sia un'alternanza delle badanti, delle badanti o dei badanti, in modo da trasformare questa in una vera professione, cioè non un H24, vitto, alloggio, senza voler criminalizzare o demonizzare le tante persone straniere che si dedicano a questa professione, cioè trasformarlo proprio in una attività che in qualche modo mette anche al riparo di tutte le problematiche che sono inerenti, no? alla stanzialità di una badante o di un badante a casa con le 3 ore, che è difficile poi per una famiglia che lavora gestire questo sistema, perché hai delle voragini non coperte, a fronte anche comunque di una contribuzione a seconda del reddito, perché credo che nessuno voglia sottrarsi a questa necessità, perché lei parla di familiari che facciano gli assistenti, però non si può neanche pensare che un familiare lo faccia H24, quindi bisognerebbe dare proprio un sistema in cui è un sistema da costruire, da monitorare, da mettere all'interno con delle regole precise, con dei paletti precisi, con la massima trasparenza, quindi anche in quelle che sono appunto le regole che devono essere seguite. Funzionano molto bene, poi ricordiamolo, insomma, in appoggio anche ai familiari o ad altri, anche i famosi centri diurni per anziani, in modo che uno ha anche una valvola di sfogo per il fine settimana, oppure per le ore che il familiare non riesce fisicamente a rimanere. Quindi va studiato, secondo me, un sistema completo a 360 gradi che dia questa possibilità, e questa credo che sia una grande sfida. Poi l'altra sfida che noi stiamo affrontando è quella della riforma delle IPA, delle case di riposo. Abbiamo una riforma ferma da tantissimi anni, il Veneto non si è un po' adeguato, diciamo, negli ultimi 10-15 anni, insomma, quella che era un po' la legislazione che via via si è andata formando. Sono stati depositati tanti progetti di legge, però poi non sono andati avanti per tanti motivi. Invece abbiamo già incardinato e iniziato in commissione la discussione sulla riforma delle IPA, e quindi la possibilità a questi istituti, che rappresentano, sono circa 366 in Veneto, e rappresentano un punto importante di tradizione, un punto non solo di tradizione ma anche importante per quanto riguarda l'assistenza, e quindi tutto quello che è stato anche il mondo legato appunto al volontariato, a tutto quello che ruota attorno a questo,
ma che ha bisogno anche qui di una riforma che permetta anche una scelta tra rimanere nella parte pubblica oppure nel privato, insomma. Quindi ci puoi esemplificare questa riforma? Come dovrebbe ristrutturare il meccanismo? Cioè l'IPA sono le case di riposo? Le IPA sono le case di riposo, ci sono anche alcune scuole materne, per la maggior parte sono case di riposo. La riforma permette di scegliere, c'è il doppio binario, se rimanere strutture pubbliche, quindi aziende APSP, aziende per la persona, oppure se diventare fondazioni di diritto privato e quindi essere soggette a quello che è appunto il diritto privato. Che tradotto per il servizio offerto magari che cosa implica? Allora no, tradotto per il servizio non dovrebbe implicare niente, perché l'anziano deve avere lo stesso trattamento in una struttura piuttosto che in un'altra, quindi l'anziano, i parametri rimangono gli stessi. Cambia, in un caso siamo nella sfera del pubblico a 360 gradi, siamo nella sfera del privato, quindi con anche normative per quanto riguarda le assunzioni, le collaborazioni, gli appalti diversi da quelle del pubblico. Quindi una gestione diversa che può permettere delle finestre. Alcune regioni hanno optato per, tipo non so, penso all'Emilia Romagna che ha optato invece per una soluzione pubblica al 100% quasi, mentre tipo la Lombardia molto più privata. Il Veneto invece vuole lasciare la libertà a ognuno di scegliere con dei parametri definiti eccetera, se intraprendere una strada rispetto all'altra. Siamo anche qui in fase di discussione in quinta commissione, quindi inizieremo anche l'iter con le audizioni con l'intento proprio di potenziare, salvaguardare un sistema anche qui assistenziale molto importante, ma che ha anche radici molto profonde e molto lontane. La coperta è corta, è inutile nasconderci dietro un dito. Come garantendo un servizio si può un servizio che poi riguarda tutti, no? Perché lei diceva la popolazione invecchia necessariamente, come si può trovare un meccanismo di partecipazione anche del singolo cittadino ad un servizio pubblico? Perché effettivamente già magari i telespettatori mi dicono sì, ma già paghiamo tantissimo, non è possibile affrontare ulteriormente una spesa. C'è una gestione diversa, penso, non lo so, alla badante di condominio, alle aggregazioni, no, questo è già stato a strutture no. che, insomma, che sinergizzano i servizi e anche i costi. Ma infatti sono stati fatti anche delle sperimentazioni, non so, penso ai nidi in famiglia. I nidi in famiglia sono appunto le aggregazioni di 6 massimo, diciamo così, in unità, insomma, in una mamma che si presta appunto a fare un po' da babysitter, diciamo, per un massimo di 5-6 bambini, e quindi sono questi nidi definiti in famiglia. Insomma, c'è stata fatta una sperimentazione proprio per andare incontro alla conciliazione dei tempi lavoro, alle mamme, ai papà che devono lavorare, e la difficoltà a volte di trovare nelle strutture pubbliche, insomma, spazi, perché non sempre ci sono, non sempre si trovano. Sappiamo che noi abbiamo ancora un gap, lo stiamo abbastanza, diciamo, accorciando, ma rispetto a quelli che sono i parametri per quanto riguarda appunto gli asili nidi e le scuole di infanzia. Poi penso sono agli anziani, si sta anche discutendo, stiamo discutendo, parlando anche dell'affido anziani, che è come un po' l'affido minori, nel senso che può essere che in un'unica struttura ci siano appunto più anziani che convivono, che vengono affidati quindi a delle persone che, stiamo parlando qui ovviamente di anziani autosufficienti, quindi non anziani che hanno bisogno di un'assistenza H24, però quindi con l'affido anziani appunto anche qui degli appartamentini, delle strutture piccole con dei punti appunto di controllo comuni, in modo da razionalizzare ma anche da dare quel contesto, quel seguito, insomma, che c'è necessità. Dopodiché la coperta è cortissima, è verissimo, e credo che l'importante è scegliere i migliori esempi, le migliori buone pratiche che ci sono. Noi abbiamo avuto molti esempi nelle varie parti del Veneto di progetti che avevano una funzionalità, che davano delle risposte, eccetera, quindi noi dobbiamo sicuramente mettere in atto, visto che ci sono poche risorse, le migliori pratiche, le migliori progettualità, in modo da allargare sempre più la platea degli utenti che possono
usufruire di questi servizi. Penso, non so, al RUI, che è il reddito di ultima istanza, che noi l'abbiamo sperimentato soprattutto nelle città capoluogo, che è appunto una piccola, diciamo, goccia che viene data appunto delle persone svantaggiate, in difficoltà, senza lavoro, quindi con determinati criteri, che però permette insomma di avere mensilmente, fare dei lavoretti, avere quindi un'entrata finché non rientrano nel contesto lavorativo vero e proprio. Torniamo subito dopo la pubblicità a approfondire appunto queste iniziative che si stanno pensando, progettando nelle politiche sociali con l'assessore Manuela Lazzarin. Torniamo tra un paio di minuti, grazie. Siamo tornati in studio con noi Manuela Lanzarin, assessore alle politiche sociali della Regione Veneto. Stiamo un po' con lei cercando di capire quale può essere il futuro, anzi il presente prossimo, se non il presente oggettivo proprio dell'assistenza agli anziani, no? Perché si passa necessariamente dal welfare state al welfare community. Si diceva che il sistema delle badanti non ce ne vogliano. A mio avviso dovrebbe essere un po' messo a punto e fornire, dato che la popolazione invecchia, anche un nuovo comparto di sviluppo occupazionale, però rendendolo un lavoro secondo i criteri di ogni tipo di professione, perché anche queste persone che arrivano dall'estero effettivamente hanno dei carichi di lavoro che sono abbastanza pesanti. H24, sfido chiunque a non avere il burnout, no? Si dice così. No, sicuramente va regolamentata. Noi pensavamo anche al registro delle badanti, alla formazione, però sono convinta anch'io che può diventare effettivamente un qualcosa che può dare anche, diciamo, una possibilità occupazionale. Va studiata, va soprattutto inserita nel contesto e quindi con le difficoltà, con quelli che possono essere le problematiche legate appunto a un lavoro come questo, e quindi anche a che non ci sia troppo carico, insomma, perché effettivamente una persona non può farlo H24, poi una persona deve essere formata, deve avere gli strumenti per farlo, e quindi su questo si sta e si ha l'intenzione di lavorare effettivamente per cercare di regolamentare il più possibile, di dare appunto regole precise, serie, trasparenti, garanzia poi effettivamente rispetto alle persone che svolgono questo lavoro, ma anche perché diventi effettivamente, io ne sono convinta, insomma, anche un'occupazione, e quindi un momento anche in diciamo così, un periodo difficile come questo, per trovare un'occupazione e quindi per avere anche un reddito. Magari dico una cosa in popolare, i servizi sociali per quanto riguarda gli anziani o per quanto riguarda i disabili sono garantiti sulla base del grado di invalidità, no? Anche se le maglie sono state molto strette rispetto ad una volta. Si potrà, per quanto ancora si potrà garantire a chi ha un'invalidità al 100% un'assistenza pubblica, e invece non si dovrà mettere mano, oltre al grado di invalidità, al parametro del reddito di questa persona io credo invalida che o anziana? I cosiddetti LEA, ossia i livelli essenziali, insomma, devono essere mantenuti e garantiti, cioè nel senso sta nel diritto della persona, insomma, averli. Quindi a prescindere se è miliardario? No, cioè i LEA vanno mantenuti, poi chiaramente subentra l'ISEE e quindi diciamo così, la situazione patrimoniale di ogni singolo individuo, e sappiamo che tutti i servizi che vengono erogati, sia che vengono erogati dal servizio sociale del proprio comune, sia dalla USL che dalla regione, sono comunque soggetti ai controlli legati alla situazione patrimoniale di ogni singola persona. In quali altri ambiti si può agire per appunto passare dal welfare state, diciamo, l'assistenza data to cure dallo Stato, al welfare community, cioè lo sfruttare con un coordinamento, non è sfruttare, insomma, cogliere le opportunità che il sistema di comunità, il volontariato organizzato. Ma un'altra delle grandi sfide che noi ci apprestiamo a un po' sviluppare, insomma, perché è anche legata a dei fondi europei di cui insomma siamo stati assegnatari, è quella legata all'abitazione, quindi alla casa, legata appunto a tutto il sistema di social housing e co-housing. E qui vorremmo mettere insieme un po' anche mondo giovane e mondo dell'anziano, perché il co-housing vuol dire anche l'integrazione, l'intergenerazionalità, quindi tra il giovane e l'anziano. Sappiamo i problemi dei giovani che non hanno risorse, a volte non hanno lavoro, non hanno neanche la possibilità di avere una casa.
gli anziani che molte volte hanno case troppo grandi, non riescono a sì, troppo dispendiose diciamo per loro eccetera, o comunque hanno bisogno, non so, anche per piccole cose di un aiuto, di diciamo così, una prestazione anche minima. E quindi qui subentra appunto il cosiddetto co-housing, quindi l'integrazione, la possibilità di condividere degli alloggi tra giovani ed anziani, anche qui con regole precise, in modo che l'uno sia di supporto all'altro, oppure il social housing, ossia quelle strutture che permettono appunto di vivere in una struttura assieme però con dei servizi condivisi, penso non so al servizio ristorazione piuttosto che al servizio lavanderia, piuttosto che al servizio di assistenza, insomma, che permettono quindi anche a un anziano, insomma anche da solo, di però essere controllato, monitorato e quindi poter continuare a fare una vita dignitosa. Però per avere questo tipo di sistemazione, un conto se fai una struttura, una casa, sì. E invece tutte le case che sono esistenti, come si può intervenire in queste? Cosa si vende la casa dell'anziano e lo si trasferisce in un condominio che magari alcuni anziani sono anche disponibili, ma l'anziano sappiamo che fa fatica a uscire dal suo... ci saranno strutture nuove, strutture quindi che saranno strutture nuove adibite a queste, ma ci sarà cercando anche di appunto il cosiddetto co-housing, di far convivere in strutture anche che sono anche di via magari, sì, che sono di questione di una che via, sono di un anche quartiere. di anziani, insomma, e quindi sono una via, un quartiere, perché è un quartiere tradizionale, non so, penso anche a quartieri di grandi città che hanno avuto uno sviluppo di questo tipo, e quindi anche questa è una progettualità che ci stiamo affrontando e stiamo cercando di studiare, di capire effettivamente anche qui, per cercare di dare delle risposte puntuali e concrete al mondo degli anziani e anche al mondo dei giovani, perché noi vorremmo anche cercare di dare delle possibilità ai giovani, cioè mettere una quota anche di alloggi di edilizia residenziale per i giovani, proprio perché sappiamo le difficoltà per un giovane di costruirsi una famiglia, di andare fuori di casa, di iniziare un percorso proprio che oggi, alle condizioni di oggi, è pressoché impossibile. Quindi state pensando per i giovani anche l'ipotesi di una coabitazione tra vari ragazzi? Sì, stiamo valutando. Modello Friends, che poi esatto. chi non aspirerebbe, che l'abbiamo fatto ai tempi dell'università, no? Ma uno dice, e alla fine arriva a casa uno, mette sull'acqua per tutti, attacca la lavatrice per tutti, potrebbe essere, insomma, gli Stati Uniti in questo senso ci insegnano molto, certo. La semplificazione delle procedure, ma ci vuole una rivoluzione culturale, secondo lei, di mentalità? Dobbiamo uscire tutti dal nostro appartamento chiuso a chiave, blindato? Ci vuole sicuramente ma tutti i passaggi, io credo siano passaggi soprattutto culturali. Ma un po' in tutte le cose, vediamo anche nelle piccole cose, cioè lasciare un po' il campanile personale, anche non so, penso ai comuni quando hanno dovuto mettere assieme dei servizi, quindi è stato difficile, e rinunciare alla propria scuola, al proprio asilo, oppure alle parrocchie. Pensiamo adesso che c'è il problema appunto anche della carenza appunto di figure, l'accorpamento delle parrocchie stesse eccetera, però pian pianino, siccome è la necessità, è la quotidianità, dobbiamo cercare di affrontarla, quindi è un passaggio culturale importante, però io credo che siamo pronti a farlo, anche perché i tempi ci impongono di farlo. Quindi vivremo tutti in una specie di comune? No, questo non lo credo, insomma, no, adesso non stiamo a spaventare così, insomma, i telespettatori, no, sono delle possibilità, noto degli indubbi vantaggi, sono comunque delle possibilità che ci sono, che vorremmo cercare di sperimentare e mettere in atto, proprio per dare delle risposte, insomma, a quelle fasce più deboli che sono in grossissima difficoltà. Poi sono sistemi da studiare, da testare, da vedere, insomma, perché sono nuovi per il nostro sistema veneto. Che tempi secondo lei ci possono essere di applicazione, e dove eventualmente questi sistemi sono già applicati, se ci sono in Italia o sono solo No, esperimenti? Ma ci sono esempi anche qui in provincia, nelle nostre province, insomma, di social housing, non so, penso anche, ci sono delle sperimentazioni anche a Vicenza di tutto il problema legato tipo ai padri separati. Sì, perché anche quello è un problema molto che serio. Purtroppo per determinate situazioni e condizioni si trovano a volte a dover dormire in macchina, non avere più una struttura eccetera, quindi non è possibile gestire due case. Esatto, non può bastare, per cui insomma ci sono già delle sperimentazioni legate anche al mondo della Caritas, del volontariato, perché ci siamo dimenticati di dire che una delle gambe fondamentali del sociale è il terzo settore, cioè il volontariato, il terzo settore.
Cioè, se noi non avessimo il terzo settore, il volontariato, l'associazionismo, non riusciremmo comunque a avere un sistema integrato, eccellente come il Veneto. Io devo dare spazio alla pubblicità, torniamo tra un paio di minuti, sempre con l'assessore Lanzarino. A tra pochissimo, grazie. Siamo tornati in studio con noi questa mattina l'assessore alle politiche sociali della Regione Veneto, Manuela Lanzarin. Stavamo un po' scandagliando tutte quelle che possono essere le progettualità per un riordino, una riorganizzazione del sistema del welfare e quindi tutta una messa in rete, se vogliamo, della coabitazione, della coassistenza. Ad esempio, io penso anche un'altra cosa, no? Ci sono, è vero, la popolazione sta invecchiando, ci sono anziani che purtroppo hanno una vecchiaia molto complicata, non autosufficienti, però ci sono anche tanti anziani che sono in buona salute. È pensabile anche trovare magari un mix, lei prima parlava anche del coinvolgimento dei giovani, no? Di un mix tra giovani, anziani, capaci di... e un collegamento magari ai non autosufficienti, non so, faccio la spesa, oppure gestire quelle pratiche, quindi con un'assistenza sì dell'assistente, della badante o chi per esso specializzato, ma tutta una serie di servizi poterli gestire con le risorse che la comunità mette a disposizione. Ci sono già esempi, no? Io penso, non so, al Servizio Civile Anziani, che è una progettualità regionale in cui appunto noi diamo la possibilità degli anziani chiaramente autosufficienti di fare dei piccoli lavoretti e di avere quindi qualcosa da poter incrementare, insomma, quelle che sono le pensioni minime. Non so, penso al nonno vigile, tipo a far attraversare la strada ai bambini davanti alle scuole o qualcos'altro, ma lavori di questo tipo qua. Nonno che fa la spesa magari esatto. A 2-3... Oppure c'è anche il servizio civile giovani invece, in cui c'è, va bene, il servizio civile appunto legato ai giovani, in cui però ci sono delle progettualità dei servizi che sono nei confronti della popolazione anziana. Poi ricordiamo, noi troviamo tantissimi anziani autosufficienti nei centri diurni che fanno assistenza appunto alle persone invece disabili o non autosufficienti. Abbiamo parlato appunto la settimana scorsa, che era appunto la giornata mondiale contro l'Alzheimer, nei centri sollievo, che è un'altra peculiarità legata alla problematica dell'Alzheimer del Veneto. Ci sono molti volontari anziani perché hanno accudito un familiare malato di Alzheimer e quindi fanno l'assistenza, la formazione, il supporto. Quindi c'è già un mix, diciamo, di persone giovani, anziani, meno giovani che lavorano, si intersecano assieme e si scambiano anche esperienze e formazione. C'è però credo una barriera, almeno parlando con quelle che sono le cooperative che si occupano di servizi sociali, che ci sono queste buone pratiche, buoni progetti, poi magari nell'esecuzione, nell'applicazione abbiamo una serie di impedimenti burocratici. Mi spiegavano, una cooperativa magari potrebbe avere un giro di badanti da assegnare, però non può assumerle come cooperativa, la deve assumere la famiglia. E questo diventa ostativo, perché se io come realtà centro interinale, se vogliamo, di assegnazione, potrei dire ok, oggi hai un'esigenza di 15 ore, ti mando X più Y, ci sarebbe una gestione anche più controllata. Invece mi spiegavano, purtroppo questo non si può fare perché deve essere la famiglia che assume la persona. Cioè, è pensabile, state lavorando anche nella semplificazione di queste procedure che poi diventano un ostacolo insormontabile alle necessità pratiche? Ma sicuramente il problema della burocrazia è il male comune, cioè, che credo c'è in tutti i settori, non solo nel settore del sociale, ma in tutti i settori della pubblica amministrazione, che ormai è diventata l'elefante che effettivamente crea grossissimi problemi, ritardi, si perdono i treni, insomma sappiamo un po' le conseguenze che si hanno. E si rischia anche di alimentare il lavoro nero comunque. Certo, poi c'è poca trasparenza e quindi si rischiano poi di... fenomeni di caporalato, perché ci sono... li conosciamo, non sto dicendo niente li conosciamo, di non corrispondente alla realtà. Li conosciamo e ogni tanto li leggiamo sui giornali o li vediamo in TV, quindi insomma hanno niente di nuovo. E quindi chiaramente le procedure vanno semplificate il più possibile. Il fatto è che molte volte noi ci dobbiamo rapportare a normative non tanto regionali ma nazionali, per cui non sempre abbiamo la possibilità di semplificare.
Quindi questo è il grande... Sì, cioè nel senso molte volte appunto su tipo non so, sto pensando ai lavori socialmente utili in cui effettivamente c'è una normativa nazionale che sta rendendo molto difficile anche alle scuole poter avere la persona che faceva il lavoro in giardino oppure che aiutava il bidello, eccetera. Quindi ci sono delle problematiche che sono legate non tanto a normative regionali ma a normative nazionali. Noi le nostre rimostranze le facciamo e quindi insomma anche con esempi pratici cerchiamo il più possibile di alleggerire, di snellire, però il problema della macchina burocratica è un problema insomma, che va affrontato nella sua complessità. Per quanto concerne le nuove povertà, quali sono, come le state affrontando? Poi penso anche in un momento di difficoltà economica quante magari famiglie continuano a vivere in un contesto necessariamente funzionale, non lo so. Certo, i dati ci dicono che sempre di più persone, sempre più famiglie sono sotto la soglia di povertà e quindi la situazione è allarmante. Cosa facciamo? Noi cerchiamo di intervenire in primo luogo appunto con delle progettualità che vogliono dare anche dignità, nel senso che vogliono dare un aiuto concreto ma anche dietro il corrispettivo di una prestazione, di un lavoro, proprio perché si deve mantenere la dignità della persona, nel senso anche perché la persona ha bisogno di essere attiva per rimettersi in circolo. L'articolo fondante della nostra Costituzione. Ma per avere poi una possibilità anche di reinserimento in quello che è una struttura appunto sociale ma anche occupazionale che speriamo insomma cambi e quindi gli interventi sono mirati in questo senso. Poi chiaramente ci sono degli interventi mirati invece a quelle che sono le emergenze, penso ai problemi legati a non riuscire a pagare le bollette oppure la retta dell'asilo, piuttosto che qui intervengono quindi anche i servizi sociali di ogni singolo comune, però insomma ci sono anche degli aiuti che partono dalla regione. Stanno andando molto bene anche un progetto che è legato ai banchi alimentari, alle eccedenze alimentari e quindi alla distribuzione diciamo anche di viveri di prima necessità tramite appunto anche qui il mondo del volontariato, questi banchi alimentari che sono stati formati soprattutto anche nei capoluoghi di provincia, che effettivamente diventano un punto di sfogo ma anche un punto di riferimento molto importante per tante famiglie. Tornando alle possibilità normative che può avere una regione, dove potete incidere nell'ambito sociale con dei provvedimenti regionali, ovviamente votati in Consiglio regionale? Ma allora, in questa legislatura, diciamo così, da un punto di vista legislativo, si cercherà di mettere mano un po' alla normativa, ma diciamo alla legge quadro sui servizi sociali, perché dobbiamo inserire un po' quelli che sono i nuovi bisogni. Cioè, abbiamo parlato di anziani, abbiamo parlato di giovani, abbiamo parlato di famiglia. I cinquantenni che sono stati estromessi appunto dal sistema occupazionale. Quindi i padri separati, le famiglie monoparentali, insomma abbiamo tanti casi diversi da quelli che erano un po' di anni fa e quindi dobbiamo un po' aggiornare, inserire tutti i bisogni e quindi si cercherà appunto di cercare di costruire una legge quadro sui servizi sociali che tenga conto un po' di tutti gli sviluppi culturali e sociali che ci sono stati. Poi un'altra cosa importante su cui si vorrà lavorare in questa legislatura è quella della riforma alla legge delega del terzo settore. Noi abbiamo un terzo settore importante, il mondo del volontariato, che ci chiede delle regole fisse, ci chiede dei paletti fissi, la massima trasparenza, proprio anche nei confronti di chi opera, ma anche di chi si appresta, vuole fare delle donazioni, eccetera. Quindi anche qui ci sarà un intervento legislativo per quanto riguarda appunto la riforma del terzo settore. Quindi un settore che voi sottolineate essere tra i principali delle politiche regionali, però vi apprestate ad approvare dei tagli o sono dei tagli, degli accantonamenti che poi rimetterete in circolo? No, allora io voglio essere chiara e onesta, l'ho detto anche ai tavoli insomma, tecnici dove mi sono fermata insomma, con le persone, con diciamo così, gli attori principali. Il 2015 è un anno un po' particolare perché è l'anno in cui, oltre a esserci state le elezioni, quindi arrivare a metà anno con anche una tempistica molto ridotta, con delle progettualità partite alla fine del
nel 2014, che si sono concluse adesso, che devono quindi essere ancora, diciamo così, definite. Partire con nuovi bandi non avrebbe tanto senso. C'è il problema legato alle risorse, quindi al nuovo sistema, diciamo, del 118 e quindi della contabilità appunto del 118, che non ci può essere uno squilibrio tra la competenza e la cassa, e soprattutto le risorse vanno consumate entro l'anno, e qui abbiamo solo 3 mesi alla fine dell'anno. Per cui, e poi abbiamo il problema dei debiti, nel senso che c'è un pregresso molto importante che io credo sia giusto sia giusto pagarlo. Messi insieme queste 3 cose, io ho detto bisogna essere onesti, cioè non abbiamo i tempi, non ci sono le risorse, eccetera, non si possono illudere le persone con dei progetti, delle progettualità, quindi io preferisco accantonarle per il 2015 e riprenderle anche con nuove forme nel 2016. La ringrazio per questa affermazione di onestà, ringrazio l'assessore Emanuela Lanzarina, assessore alla Regione Veneto alle politiche sociali. Adesso lascio spazio per la seconda parte di 7 in punto ad uno speciale di Valentina Polati dedicato a Gianluca Zavani, dedicato al preparatore fisico. Grazie e arrivederci a domani con 7 in punto.